Dai, Ma vai, sono pronto. perfetto. Mamma mia, che capelli che c'ho. Cominciata la live, ma aspettiamo che arrivi qualcuno. Eh, senza Serie A comunque, È tosta, specialmente mamma ieri mia. che era domenica. I sabato e domenica sono nulle proprio, guarda. Mamma mia. E poi già te Poi, rode il culo quando ci stanno i nazionali che non giocano, no? bravo, Adesso che non c'è proprio, proprio niente, c'è zero campionati, Champions League, Europa League, niente. assolutamente niente. Mai vissuto un periodo così da quando sono nato. Mamma mia. Oh, incominciano ad arrivare i primi commenti. Ciao Sarrischi, ciao Lucio, ciao Lorenzo, ciao a tutti ragazzi. Ciao anche da me, Ciao non so se a mi vedono. tutti. Vi saluta anche lui. Allora, per chi non lo conoscesse, e penso che nessuno lo conosca, Non sono famoso. vabbè, nemmeno io che te credi. Vi Vabbè, almeno mi hanno presento Luca. Pensate un po' chi sto andato a ritirare fuori, un mio vecchio compagno delle superiori. Quindi pensate un po', sto coronavirus fa miracoli proprio. miracoli. Fa ricompattare la gente, come si dice. Esatto. Vabbè, almeno una cosa buona la favo, almeno Vabbè, una. sì, sì. E oggi stiamo qui per un lasso di tempo indeterminato a parlare veramente di tutto, della Tutto quello che situazione volete. attuale, Serie A, Serie B, Tutto, Champions League, tutto. quello che vi pare. Oggi proprio ruota libera. Assolutamente sì. Intanto ciao Rambo, Ciao. cioè, Sarrischi pone una domanda che a noi tifosi del Cagliari non ci piacerà, però ti chiede che squadra tifi? Io? Certo. Allora, io lo dico, però io tifo Lazio, tifo veramente tanto Lazio. E io ovviamente già lo sapevo. Tra l'altro, se non mi ricordo male, ai superiori io e te stavamo sempre a parlare di pallone. Sempre, vabbè. Sempre, Noi siamo malati di costantemente. pallone, quindi... Sì. Eh sì, Lucio, è della Lazio. Esistono anche i laziali, ragazzi. Poi lo sapete, chi mi segue sa che io provo una simpatia allucinante per i laziali, quindi ne sono sempre trovato bene. Ai ai ai, ragazzi, ci sta. Ciao anche a Carlo. Ciao. E io intanto vorrei ricordarti, Luca, te l'ho detto prima, un aneddoto. Non Dimmi. so se ti ricordi, a casa di Lorenzo, Ci stavo a pensare prima. quando avevamo fatto il fantacalcio che Simone stava per spaccare una bottiglia in testa a Lorenzo, ricordi? Ci stavo a pensare prima e te lo volevo dire, però non so se te lo ricordavi voi. Sì, io quella scena non me la scorderò mai. Chi se Non la me la scorda? scorderò mai. Regà, Che se tempo. avete qualsiasi domanda riguardante Serie A, qualsiasi squadra, qualsiasi campionato, oggi andiamo Siamo veramente in a due. ruota libera. Siamo in due proprio oggi. Sì, sì. Mm, Anche perché siamo in astinenza, quindi esatto. Lorenzo serve per... chiede, ma mi potete aggiornare sulla situazione del coronavirus per quanto riguarda la Samp? Penso che sia la squadra che ha più casi in Serie A. Allora, quelli che denunciano, sì, non so, Inter, Lazio, Roma, a quanto pare stanno tutti a zero casi, però, a meno che non lo dicano. Io la Samp penso che siano tutti quanti bene, anche perché sono calciatori come Dybala, Matuidi, tutti i giocatori che alla fine stanno bene. Ah sì, Sono se, asintomatici, come si dice, un nuovo se termine non imparato questi me, giorni. se non mi ricordo male c'è sta Beresischi, Gabbiadini. Sono sei col dottore, cinque più il dottore, ma non mi ricordo Ah, adesso. pensa un po'. Sì, Comunque è ma la stanno squadra tutti che bene. ha più casi in Serie A, Sì, la Samp. sì, sì. Io non capisco una cosa come l'Atalanta non abbia nessun caso, Sculati. oppure non lo Secondo me. dicono. Boh, sa. Non lo so, non lo so. Non penso Oh, che arrivino a non dire che qualcuno c'ha il coronavirus. il Valencia c'ha sei casi, Valencia.
L'Atalanta non ce n'ha neanche. Boh, non lo so, cose strane, dai. Boh. Poi salutiamo anche Max. Ciao. Carmine ci chiede il vostro calciatore preferito. Ma della mia squadra o o in generale? Penso preferito in assoluto. Vabbè, escludiamo Messi, Ronaldo, questi. Tu di il tuo preferito proprio in assoluto. Io vado matto per Messi e preferisco Messi a Ronaldo, però questo è un parere mio personale, eh. Questo è Quindi perché mi sei piace team proprio. Messi. Sì, io sì, 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 sì. Però questi sono è soggettiva come cosa, diciamo, dai. Ah, vabbè, ci sta, oh. Ci sta. Io per esempio preferisco Ronaldo per dirti. Vabbè, ognuno Ah, la pensa a modo suo, insomma, dai. però il È mio bello anche per calciatore questo. preferito in assoluto è Danielino Conti, capitano mio, quanto è buono. Tra l'altro, per chi mi accusava che io, devi sapere Luca, che dopo un video che ho fatto di Cagliari Lazio, Dovevo alcuni mi tirare sono fuori sta. venuti a dire che io ero laziale. E tu che mi conosci da quasi una decina d'anni praticamente, ormai sai che alle superiori non serve, però che squadra ti favo? No, vabbè, ma se vede pure dalla maglietta, cioè, noi a parte che abbiamo sempre portato rispetto per tutte e due le squadre, non ci siamo mai, Sì, però se sei del Cagliari non c'è bisogno neanche che lo dica perché se no non portavi quella maglia, insomma. esatto, però qualcuno ha addirittura messo in dubbio la mia fede, pensa un po'. No, no. Io, Intanto chi ti Lucio ci conosce? dice che abbiamo tutti una cosa in comune, ovvero odiamo la Roma. Io, guarda, c'è bisogno neanche che lo dica. Talmente scontato. Beh, mi posso solo Lorenzo, vedere. col cazzo che il mio calciatore preferito è calciatore. Mamma mia. Lucio ti chiede se ti sta simpatico il Cagliari. Ma sì, è una squadra che non mi è mai stata sul cazzo, è una squadra sì, normale, voglio dire, non ho niente contro, anche perché non hanno mai fatto niente contro la Lazio, quindi non ho niente contro. Tranne l'ultima partita in cui si è scatenato il putiferio, però vabbè. Ma io, sì, vabbè, non voglio aprire quel discorso, dai. Sì, accantoniamo, anche se io mi ricordo, per esempio, se non mi sbaglio era o 2007-2008 o 2008-2009 in cui la prima giornata fu un Cagliari-Lazio in cui vincesse 4-1 in casa nostra e al E voi ritorno la 4-1 vincemmo 4-1 da con voi. due rigori sbagliati da Lazio di Rocchi e Zarate. Penso, che godure. Ma perché Cagliari-Lazio 0-1 che autogol de Gil Diaz? Sì, sì, come no. Beh, Che però diciamo spettacolo. che negli ultimi anni è andata sempre a finire bene per la Lazio. Senti, io ancora non riesco a capire come Immobile 2 anni fa è riuscito a fare quel cazzo di gol de tacco che non lo sa nemmeno lui, eh. E poi alla fine non è servita un cazzo, però vabbè. Alla fine del campionato, però vabbè. Lasciamo perdere Però vabbè. No, lasciamo perdere quell'anno perché a me ancora io ancora c'ho le Madonne, guarda. Andiamo avanti, dai. specialmente per l'ultima giornata, immagino. Io è stato proprio, guarda, c'avevo l'incubi per una settimana. Ah, stadio olimpico, stai? Beh, che faccio? Non ci vado. Per vedere De Vrij che non sapeva che cazzo doveva fare se esultava o piagne. Vabbè, io l'ho sempre pensato che quel rigore l'abbia fatto apposta. Poi, Intanto metto un qualcosina qua in cui invito tutti, ragazzi, fateci delle domande, così almeno abbiamo una live bella impegnata. vai, vai. Allora, add banner e vai. Anzi, faccio una cosa un po' più professional, così e vai. Oh, Carmine ti chiede qual è stato il derby più bello e quale quello più brutto. Vabbè, allora, derby più bello penso neanche che lo devo dire. 26 maggio 2013. Però ho anche altri due derby molto, molto belli che ricordo bene, come Goduria
Uno è 2007-2008 con Berami al 96esimo e l'altro Close al 93esimo 2012 o 2011. E il Quello derby che dell'11 ricordo, novembre col gol de Candreva? no, un altro era 2011. Era 2011 Ah, e sì, 2011. Close segnò al 93esimo 2-1 sotto la Nord. E il derby che ricordo molto male, purtroppo ero anche allo stadio, Lazio 1, Roma 4, Ecco. lì è l'ultima partita di Pioli, che poi subentrò Inzaghi. Quello era un derby, vabbè, ma la Lazio era veramente scarsa, era proprio sfasciata, era slegata, quindi è un derby che è giusto che perdemmo 4-1. E per dillo, ce ne vuole a Eh, dillo, eh. sono, cioè, quando devo ammettere una cosa, lo ammetto. Sì, sì, sei sempre stato obiettivo, su questo non ci stanno cose. Mo aspettiamo che arriva qualche domanda. Oggi siamo un po' pochini, però ci sta, dai. Piano piano, dai. Partita più bella che hai mai visto in generale? Io, Eh, partita più bella che... queste sono domande... Allora, io ho un debole per la Premier League mhm. e ho un debole per... Mi direi che sono scontato, però ho un debole per le partite del Liverpool. Perché giocano, cioè, quando c'è il Liverpool lo guardo sempre perché giocano a memoria, mi diverto proprio a vederli. Adesso una partita non mi viene in mente, però diciamo, oppure, o meglio, insomma, gli anni di Guardiola al Barcellona, quando Mhm. giocava contro il Real Madrid, quelle erano partite proprio che mi mettevo là davanti alla TV e proprio belle, 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 belle. Non c'è una partita però Sì. in generale che quella no. Se devo essere sincero, nemmeno io. Posso andare, diciamo, un po' a memoria, ma più che belle sono quelle che mi hanno fatto godere di più, che so Germania-Italia, Italia-Francia del 2006, Vabbè, quelle non le ho ovviamente. neanche messe in conto, cioè, mi Sì, sembra anche vabbè. scontato. Poi c'è sta Cagliari-Napoli del 2007-2008, che quella non me la scorderò mai. Però una partita bella in assoluto non la riesco a trovare, è difficile, No, no, perché ma ogni perché ce partita ne è sono una talmente cosa a tante, parte. Sì, ce ne ce ne stanno un stanno botto. tante, troppe. Poi Lucio mi chiede se ho mai conosciuto tifosi del Cagliari romani. Eh, Pochi, veramente, non di persona, di persona, no, forse uno quando sono andato a vedere a ottobre Cagliari Roma Cagliari, però altri no. Invece tu, Luca, a parte me, hai mai conosciuto altri tifosi del Cagliari romani? No, 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 assolutamente no. Eh, Tu, no, sei l'unico che ho conosciuto del Cagliari a Roma, insomma, Penso a romano. culo, eh. Vabbè, ma è difficile, Tanto diciamo, da trovare qua tifosi. però ci stanno, No, no, vabbè, ci che ci stanno è stanno. sicuro, però, insomma, fra le frequentazioni non è che siamo in 10 a Roma, voglio dire. Cioè, Vabbè, certo. Poi capirai a Elsa Morante quanti vuoi che ce ne stanno del Cagliari. ce ne stava te, uno da la Fiorentina, Sì, infatti, e basta, l'altro tutti Lazio, Roma, Inter, Milan, Juve. sì, tutte le squadre classiche. Esatto. Poi, City Tottenham è stata assurda l'anno scorso. Sinceramente non me la ricordo City Tottenham. Ma Sì, di poi, vabbè, Tottenham. Barça PSG 6-1, penso che Ma quella era quella è stata ineccepibile. scandalosa proprio. Vabbè. Mamma mia. Poi, intanto, ciao Sic, tutto a posto te? Spero che stai bene, mi raccomando, regà, non fate cazzate. Carmine ti chiede se State a casa. dovessi sacrificare uno a giugno tra Milinkovic e Luis Alberto, chi te sacrifichi? Chi sacrifichi? Io
Milinkovic. Dici già era Milinkovic, sul piede di partenza mm, quest'estate? no, allora, tralasciando che sono due giocatori spaziali, però Luis Alberto ha quel tocco che veramente fa. Io non lo dico perché sono laziale, però cioè, a volte proprio incanta. Cioè, punizioni, passaggi filtranti. Milinkovic invece, vabbè, a centrocampo è più di potenza, è più. Però certo è una bella lotta, eh. Beh. Non è che sto dicendo che Luis Alberto è forte e Milinkovic è scarso, mai detto, perché per me, poi capirai, sono matto di loro, però se devo scegliere forse Milinkovic perché è pure più giovane e sta pure più sul piede di partenza, sì. Intanto rispondo a Christian. Christian, l'ospite è un mio vecchio compagno di classe delle superiori. Si chiama Luca, è un tifoso laziale e già tempo fa stavamo parlando di fare un qualcosina insieme qua su YouTube e Esatto, con la quarantena ci abbiamo tutti e due del tempo a disposizione, quindi a eccoci voglia qui. a tempo, a voglia a tempo. A voglia, assolutamente. Invece Rambo ti chiede un giocatore che prenderesti del Cagliari. Allora, per quanto mi sta sul cazzo, Già ho però, capito, già ho capito. però per quando sta in forma a centrocampo è veramente un cane e Nainggolan. Avevo capito subito, Però subito. quest'anno vedo un João Pedro veramente in forma. Eh, João Pedro stanno è tanta roba, Però tanta sì, tanta roba. e prenderei anche Cragno. Ma come, c'è Stracoscia che fa quelle bellissime uscite, scusa, eh? Ma infatti, guarda, vabbè, no, ma io allora Stracoscia per me è un ottimo portiere, però purtroppo non gliela fa sulle uscite. Si è visto soprattutto ora al Gode Jaguar Derby, che è un errore, Ma perché pure l'errore contro il Cluj. sì, sì, non è da lui, infatti, non è da lui. Purtroppo c'ha questo grosso limite. Infatti, Peccato, se perché vedete, non è male come no, portiere. ma tra i pali è un ottimo portiere, c'ha degli ottimi riflessi, però pecca molto nelle uscite. Poi, Sic mi chiede se lo prenderei Sirigu. Io sinceramente preferirei tenerme Cragno, Pure anche io, perché è tutta la vita pure io. giovane. La penso pure io così. Poi Lucio ti chiede cosa ne pensi degli irriducibili che so fascisti. Cosa ne pensi più o meno della tifoseria organizzata della Lazio? Ma guarda, io ci sono molte cose che hanno fatto che non sono stato d'accordo, però anche altre cose comunque che fanno comunque cose buone che magari non vengono dette. Io quando vado allo stadio non vado mai in curva nord, perché comunque non pago per andare allo stadio, quindi c'è il mio posto in tribuna Tevere. Però diciamo che cosa ne penso? Cosa ne penso? Qua ci sarebbe da fare un discorso molto lungo. Eh, diciamo, l'ho detto prima, sono d'accordo su alcune cose che fanno e su altre no. E non Ok, voglio stare qui a elencare tutto perché sennò non finiremo più. sì. Diciamo che è anche ovvio le cose su cui non si è d'accordo, senza che Esatto, sì. le cominciamo a Esatto, dire, sono esatto, abbastanza palesi. esatto. Comunque volevo anche spiegare un po' per chi ovviamente la maggior parte di voi non è di Roma, la curva nord è la curva della Lazio, mentre la tribuna Tevere, ragazzi, è la tribuna che vedete tutte le volte in cui la partita si gioca all'Olimpico, quella proprio davanti alle telecamere, Esatto, esatto. giusto per far capire un po' più o meno l'Olimpico. Poi Carmine ci chiede a tutti e due, preferite l'Inter o il Milan come squadra milanese? Te chi Allora, preferisci? allora si dicono, cioè si dice che la Lazio è anche vero che si è gemellata con l'Inter,
ma a me non me ne frega un cazzo né di Inter né del Milan, sinceramente. Stessa cosa vale per me, indifferenti proprio. Rambo ci ricorda che effettivamente è vero, João Pedro era vicino alla Lazio quest'estate. È Pensa, vero. non lo sapevo neanche, pensa te. Io avevo sentito Lazio e Atalanta, dove poteva andare Pensa, João Pedro. e io sono fissato, cioè c'ho le cose, c'ho l'app della Lazio, seguo minuto per minuto, pensa non me era sfuggita sta cosa. E poi quale squadra italiana simpatizzi? Quale squadra italiana? Allora, io simpatizzo l'Atalanta per il gioco che fa, però Mhm. non posso vedere Gasperini. Io lo odio proprio. Com'è? Fa delle dichiarazioni sempre fuori luogo. Anche una cosa che ha detto ultimamente, che se dovesse arrivare a Roma il coronavirus non avremmo attrezzature giuste, cosa non vera, perché qui abbiamo i migliori ospedali infettivi. Ma anche altre dichiarazioni. Poi c'è la morte con la Lazio. È vero che lo scorso anno la Coppa Italia è successo quello che è successo, però ogni volta tira fuori sta Lazio, sta Lazio, sta Lazio. A me mi dà proprio fastidio, guarda. Cioè, è un ottimo allenatore, ma come persona vale proprio zero, almeno per il mio punto di vista. Vabbè, ci sta, per esempio, a me c'è un allenatore che mi fa impazzire, però non lo reggo proprio, che è Spalletti. Io Mamma mia. Spalletti mi divertivo tanto quando lo intervistava Caressa che litigavano sempre. Però sì, pure io penso così. Spalletti è uno di quei classici allenatori che, per quanto riguarda la gestione della squadra, la tattica e tutto, non gli si può dire A, però non gli fa fare le conferenze stampa. È Sì, un no, qualcosa di te mette allucinante, un'ansia, te mette, sì, è vero, è vero. bestiale. E a questo punto mi sorge una domanda. Inzaghi a parte, un allenatore in Serie A che ti piace? Ma come persona o come allena? Tutte e due. Vabbè, come allena non posso che dire Gasperini perché sta facendo cose astronomiche alla Atalanta. Come persona non lo diresti mai, ma Fonseca. Addirittura. Sì, mi piace perché per ora sembra una persona umile, non spocchiosa. Spocchiosa qui a Mhm. Roma, non so se magari tutti sanno cosa vuol dire. Vabbè, italiano, spocchiosa. Vabbè, che ne so, magari uno non lo sa, io lo dico. Tutti quei allenatori da Roma tipo Rudy Garzia che erano arroganti, che erano anche lo stesso Spalletti. E invece lui mi sembra una persona non così, non da Un ambiente po' più romano. posato. Esatto, non da ambiente da parte giallo-rosso, insomma. Ci sta. Intanto saluto anche Alessandro. Ciao Alessandro. E è uscito questo nome che a Cagliari è parecchio odiato e volevo sapere cosa ne pensi tu di Maran. Io? Ma Mhm. allora, io tralasciando l'ultima che te l'ho anche detto in Cagliari-Roma, non capisco perché abbia fatto giocarsi Paloschi invece che Simeone dal primo minuto. Forse Simeone non stava bene, non lo so, non seguo il Cagliari come seguo la Lazio, però ti posso dire che Paloschi non ha toccato mezzo pallone e quindi a Lo sto so. punto, ecco, lo sai, a me io c'avevo le Madonne, c'avevo perché dico, ma come cazzo allora è possibile che questo fa giocare sta mebba che non tocca mezzo pallone, manco da quando stava al Chievo, cioè 10 anni fa. Io dopo Cagliari Lazio, cioè, io non so se Cagliari ha vinto una partita, che ricordo io, no, Dopo Cagliari-Lazio no, no. non abbiamo più vinto una partita. Allora, il Cagliari che è decimo, adesso non mi ricordo la 11. classifica, 11°, sa a 5 punti dall'Europa? Quanto?
6? Sì, 5-6 punti dall'Europa. Io, boh, sinceramente, cioè, il Cagliari questo poteva fare per me, nel senso combattere 6, 6, sesto, settimo posto. Era in linea con gli obiettivi, solo che certo non vincere da 11 partite cominciava a essere abbastanza pesante, insomma, quello sì. Boh. È pesante Però sì. io nel senso, a volte non ci capiva un cazzo perché metteva certe formazioni imbarazzanti, però non credo che Zenga sia tanto migliore, poi sbaglierò. Vabbè, Zenga al momento è imbattuto. Quindi Non so quanto possa essere, però vedremo, dai, speriamo che la Serie A vada avanti. speriamo. Io intanto rispondo a Carmine che mi chiede qual è la vittoria più bella che ricordo del Cagliari. E assolutamente Cagliari-Napoli del 2007-2008, ma ti posso dire il 5-1 del Cagliari contro la Roma al Sant'Elia, il 4-2 contro sempre la Roma all'Olimpico, il 4-3 di quest'anno contro la Samp. Ce ne stanno di partite che mi hanno fatto godere, assolutamente. Paloschi gioca sempre in fuorigioco, abituato a giocare a calcetto, esatto, esatto. Tra Ma l'altro non Paloschi riesco a per capire perché me... Paloschi ha passato 50 anni della vita sua nell'Under 21. No, ma Cioè, più che altro voi stava sempre avete nell'Under dato 21. Paloschi, cioè Cherry per Paloschi, giusto? Sì. Ma io mi sarei tenuto Cherry, sinceramente, eh. Lo sai che c'è? Che Cherry prendeva pure 1 milione al Cagliari. Ah, Quindi è anche sapevo una di più. questione di ingaggio. Quindi, Ah, vabbè, non sapevo che prendessi 1 milione di euro, vabbè. sì. Oh, sta domanda mi piace. Luca, quando il Cagliari è contro la Roma, chi preferisci che vinca? Io glielo dico sempre a Miro che io mi metto davanti alla TV e faccio un tifo sfrenato per il Cagliari. Però purtroppo quest'anno non è andata bene a Cagliari. Purtroppo no. Intanto saluto anche Mario. Ciao Mario. E mo te la faccio io una domanda. Dimmi. Secondo te, come andrà a finire la Serie A? Allora, io non so se adesso faranno questa domanda e che penso che prima o poi ci arriveranno. Io non Sì, sono d'accordo nei playoff e nei playout, perché è una cosa che si doveva ok. dire all'inizio. Se la Lazio fosse stata prima, non mi sarebbe neanche piaciuto vincere il campionato così, come vogliono dire di darlo alla Juventus, ma anche se fosse stata la Lazio era uguale, perché vincere il campionato con 12 partite ancora da giocare non mi piace neanche, sinceramente. Mhm. E come andrà a finire? Mancano 12 partite, non sono poche, non sono neanche tantissime. Io presumo che se vada avanti sia uno scontro a due. Non pronuncerò mai quella parola perché non la voglio pronunciare. Però l'Inter manca ancora una partita da giocare. La Lazio dovrà andare a Bergamo se si riprenderà questo campionato. Quindi, insomma, diciamo è ancora abbastanza aperto. E poi ricordiamo che c'è ancora Juventus-Lazio a 54 da giornate dalla fine. Insomma, quindi Quindi tu eh, saresti per il proseguimento della stagione? io sì, a costo di finire anche il 10 luglio, quindi il 15 luglio, insomma. Sperando perché ricordiamo che se continua la Serie A vuol dire che l'emergenza è rientrata e stiamo tutti bene, insomma. Beh, quello sì. Però io ho sempre detto, io so probabilmente dell'opinione opposta al tua, che secondo me il campionato è già finito. Secondo me non si riprenderà a giocare. No, no, però a quel punto, se non si riprende a giocare, non dai lo scudetto, perché per me, ma non dico perché, anche se la Lazio era comunque prima, l'ha detto, cioè comunque lo stesso, per me dare uno scudetto cioè, con 12 partite ancora da giocare non è una cosa corretta per me. Beh, bisogna Avrei sempre da- vedere se in estate ci sono comunque le condizioni per proseguire il campionato. No, vabbè, ma cioè, questo infatti sono solo parole che noi stiamo comunque dicendo. Io darei a quel punto solo i posti per la Champions League e Europa League.
Per quanto riguarda la retrocessione, a questo punto farei un campionato a 22 squadre il prossimo anno, perché non mi sembra neanche corretto che il Benevento, che abbia 20 punti di vantaggio sulla terza, debba fare un altro Sulla sulla seconda. seconda, scusa, debba fare un altro campionato di Serie B. Questo a me non mi sembra tanto corretto, insomma. Su questo siamo d'accordo, anche perché se l'è palesemente meritata la promozione, quindi sarebbe ingiusto lasciargli giocare un altro campionato di Serie B. Quello, quindi comunque Assolutamente. dovranno mettersi a tavola e decidere, non sarà facile per accontentare tutti i club, insomma. Anche perché non puoi neanche retrocedere il Lecce o il Genova e mancano ancora 12 partite alla fine, insomma. Non è corretta Anche come perché se cosa. non mi sbaglio poi stanno a pari punti e manca ancora l'ultimo scontro diretto. Quindi come fai? Cioè, che fai? Fai a sorteggio, ma non puoi fare una cosa del genere, dai. Intanto Mario ti chiede, prima la stessa domanda ti è stata fatta con chi venderesti, invece adesso ti chiedono chi è il più forte, secondo te, tra Milinkovic e Luis Alberto. No, non... Guarda, sono due giocatori che, se tu vai a vedere, la Lazio ha speso 13 milioni in due. E adesso quanto valgono tutte e due? Non lo so, 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 per me sono tutti e due fortissimi, non c'ho un preferito. Non ce l'hai. No, perché Preferisci tenerteli tutti e due. ma obiettivamente parlando, quando tutti e due stanno in forma, che vuoi dire? Cioè, Però a me mi pare che vadano sempre a fasi alterne, perché per esempio l'anno scorso Luis Alberto era più spento mentre Milinkovic era molto più in palla. Quest'anno invece mi se, pare il guarda, contrario. guarda, io ti dico, se tutte e due andassero dei pari passo, tutte e 38 le partite, solo loro due, per me non, cioè, è mezza squadra fanno loro, mezza. Però Senza contare che poi Immobile può stare in palla Immobile e fa il quest'anno bordello. toccava la segna. Ma il fatto è che Ah, quest'anno è un'annata proprio strana, perché cioè, anche Patrick, che era scarso, che è scarso, però quest'anno sembra che sta a far fenomeno. Cioè, si è creata una sorta di alchimia all'interno che è strana, è solo quest'anno, perché gli e sta a scorsi anni girare non era bene. così. Sa girare bene tutto l'anno, infatti ci voleva sto stop. Vabbè, forse l'unica volta in cui non v'è girata, ma proprio per niente bene, è stata a Ferrara. Sì, sì. Che se non mi sbaglio eravate pure passati in vantaggio. Sì, vabbè, ma sì, a Ferrara 788 tiri in porta al primo tempo. Poi vabbè, ma quello fa parte del cioè, calcio, come abbiamo Sì, sì, vinto ci sta. a Cagliari, vabbè, ai minuti di recupero, come la Lazio ha vinto con Napoli 1-0 per Papera di Ospina, quello fa parte del calcio ed è giusto così, insomma. Assolutamente. Poi Rambo chiede, tu l'hai già detto, però il campionato a 22 secondo me è una porcata immane. Porcata immane. Perché? Ma lo Perché è, 22 giornate, cioè 22 squadre sono 44 giornate. Anzi, 42 ma o 44. allora, 44, Eh. ma ascolta, Con però, la Coppa Italia de mezzo, la sì, no, Champions League. ma lo è anche per me una porcata, però se ci pensi bene, come fai? Lo so. Ma Cioè, a infatti è parte, tutto un forse adesso. Cioè, io mi auguro che si torni in campo il 10 maggio. io me lo auguro. Me lo auguro veramente. Certo, stare fermi un mese e mezzo, quasi due, anzi no, 2 mesi, perché marzo-aprile, cioè, sono 2 mesi, non è poco, diciamo.
non è per niente poco. Anche Quindi è perché sono come 2 mesi in cui praticamente non è che fai tutto sto granché, nemmeno ti alleni veramente, fai no, giusto gli esercizi a casa per cercare di non quindi perderli. esatto, quindi quello è un problema di tutte le squadre, di tutta quanta Europa. Però non lo so, non lo so. Certo, per me non dico che sia falsato, però insomma non è uguale a tutto il campionato di seguito, insomma. Beh, quello è ovvio. Intanto Rambo, che poi si chiama Simone, chiamiamolo per nome, mi chiede un giocatore che porteresti alla Lazio. Ovviamente uno fattibile, lo chiedo a te, io avevo capito che prenderesti dalla Lazio. Quale Che giocatore porter, vorresti portare alla Lazio? che porter, Fattibile. che... Allora, a me mi fa impazzire il Papu Gomez e penso che dovremmo fare la Champions League il prossimo anno, avere un ottimo sostituto alla fine se lo puoi mettere al posto di Correa, comunque c'è un'ottima rosa, cioè un ottimo, insomma, Lo sai io chi vedrei bene alle spalle di Immobile? Sempre andando a pescare in casa Atalanta, ci eh, vedrei troppo bene Ilicic. Ilicic, grazie al cangolo. eh, lo so. Sai che coppia Ilicic Immobile, fermete. Lo so, ma quelli mo sai quanto ti sparano? Lo so. Però che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire a No, ma Giuseppino Ilicic? che gli vuoi dire? Ma niente, comunque devi prendere 4-5 giocatori che siano di livello per il prossimo anno, Quello sicuramente. Anche perché perché secondo me Lotito stanno ci ha fatto la gola e quindi magari pure per l'anno prossimo, secondo me qualche soldino in più dal portafoglio riesce a tirar fuori, eh. ma io me lo auguro perché comunque la Lazio dovrebbe essere di terza fascia, forse o quarta fascia in Champions, quindi vorrebbe dire che incontrerebbe almeno due squadre forti. Eh. Quindi devi avere una rosa all'altezza, se no vai a fare figure di merda. E a me le figure di merda non mi va, sinceramente. Cioè, se non mi sbaglio, l'ultima volta che voi avete fatto i gironi dei Champions c'era ancora Rocchi. 2000, 2000, 2006, 2007, Gli ultimi 2007, 2008, gironi. 2007, 2008, non mi ricordo. Sì, c'era Delio Rossi in panchina. Il girone era Real Madrid, Olympiacos, Werder Brema, Lazio. Ancora mo ricordo. Pensa un po', ancora te lo ricordi? L'ultima Champions, perché poi abbiamo fatto i preliminari 5 Preliminari anni fa col Bayer e Leverkusen. alla fine mi è andata a finire, quindi niente. Tra l'altro io c'ero all'andata quando ha segnato Coso, quello che mostra al Monaco, Keita, Keita, 1-0. Stavo allo stadio, pensa un po'. perché stai allo stadio? Perché la ragazza mia, il padre della ragazza mia, so da Lazio. Ah, già mai detto, E sì. poi eravamo, se non mi sbaglio, era all'inizio stage del quinto. Ti ricordi che all'inizio del quinto Sì, noi stavamo in stage? sì, era agosto. Io, che poi io ero tornato perché non mi piaceva la zona dove stavo. E praticamente ha detto andiamo a vedere i preliminari da Lazio. Ho detto vabbè, andiamo a vedere una partita allo stadio, The Champions League. E infatti avete vinto 1-0. Beh, Io almeno stavo è nei distinti sud, stavo. distinti? Distinti sud stavo. Mm. Oh, mi auguro che il prossimo anno, cioè anche Ma perché io con spero 17 per punti, voi. no, anche perché con 17 punti di vantaggio, se non ci andiamo, mi butto da sotto davvero stanno. Cioè. No, vabbè, voglio dire, ma come fai? Cioè, dai, cioè, a parte che c'è solo il campionato, la Lazio, cioè, c'è una partita a settimana, se si riprende. Se non si riprende, dovrebbero mandare le 4 in Champions che soffrire così. Quindi, Per forza.
Mario dice che per lui si dovrebbe comunque riprendere questa stagione e nel caso farà slittare l'inizio della prossima. Sicuramente faranno così, cioè sicuramente slitterà la prossima, perché come fai? Eh, E il non puoi problema è che finire. nella prossima ci sta pure l'europeo poi. Infatti è tutto un casino. Sicuramente, lo dico io, faranno più turni infrasettimanali il prossimo anno. Però con Champions League, Europa League nei mezzo, Mettono i turni quando non ci stanno, cioè, quando non ci stanno né Champions né Europa League. Sicuro, per forza, mamma come mia, fai? ammazzano. Insomma, come fai? Eh, Porca troia. Poi Simone dice che secondo lui qua ne abbiamo ancora per qualche mese. In Cina sono da novembre che stanno combattendo contro questo virus e ci sono ancora 50.000 infetti. Noi ovviamente speriamo che finisca il prima possibile, anche per guarda, tornare alla normalità. guarda, io ieri rispetto all'altro ieri erano mille contagi di meno, però un giorno non ti può fare niente. Vedremo oggi alle 6 se sono calati rispetto a ieri o se sono riaumentati di nuovo. Speriamo di no. Poi Simone ti chiede, secondo te la Lazio avrebbe potuto puntare più in alto in Europa League? Ogni anno fate sempre la stessa fine. Allora, e ti dico, 2 anni fa la Lazio arrivò ai quarti di finale Uscendo e col Salisburgo, mi pare, sì, vero? aspetta, ai quarti di finale al ritorno la Lazio era in vantaggio 1-0 al 60° e il Salisburgo doveva fare 3 gol per passare. Non si sa com'è possibile, cosa cazzo sia successo con quella partita, ma passò il Salisburgo. Se no la Lazio era in semifinale praticamente. Poi lo scorso anno la Lazio venne eliminata dal Siviglia, che in Siviglia era più forte della Lazio obiettivamente. Quest'anno la Lazio è uscita ai gironi. Per mia convinzione, non Volutamente, dico, eh? Secondo me volutamente è uscita dai gironi. Io l'ho sempre detto volutamente perché una squadra che sta a un punto dalla Juve non mi pare che può perdere con Cluj o Rennes. Quindi diciamo che la Lazio non aveva, a parte che la Lazio non ha le giuste riserve per fare tre competizioni, cioè, comunque è la verità perché non direi di che stiamo a parlare. Io credo che quest'anno Inzaghi abbia voluto puntare molto più sull'arrivare in Champions. Poi, per quello che si è creato, adesso la Lazio sta lassù e combatte anche per lo scudetto perché è inevitabile, cioè, non è che lo posso dire no. Vabbè, stai lì, stai a un punto, è normale. Però l'obiettivo iniziale era la Champions. E Beh, secondo me già state in Champions, che ma è secondo sicura me quella. pure, perché comunque tu le dovresti perdere tutte, a Roma le dovrebbe vincere tutte, cioè, insomma. Quindi su quello non ci piove. E Eh, intanto rispondo a Christian che sì, hanno rinviato anche la Coppa America. sì, L'hanno sì, sì, rinviata. vabbè, per forza, come fai? Cioè. Eh. Non c'è possibilità di fare niente. Tra l'altro, ragazzi, aneddoto, tiriamo fuori ogni tanto un aneddoto così, ve lo potrà confermare anche Luca. Una volta, non mi ricordo, mi pare che stavamo o in primo o in secondo superiore, noi siamo andati a Trigoria soltanto per incontrare Angelino Mangiante, ti ricordi? Ma c'era Stefano Meloccaro. C'era Stefano Meloccaro e siamo stati intervistati da Sky. Tra Fummo l'altro, il intervistati da magico, Sky. tra l'altro, non so se Eh, tu sai chi è, ma Paolo Assogna, penso che lo sì? conosci. Viene in palestra da me, io lo vedo sempre, facciamo la doccia insieme. Ma pensa un po', eh, ma davvero? Come no? Cioè, fa palestra da me un sacco di volte, lo E vedo. poi è Ormai lo so. diventato il sostituto di Mangiante, perché quando non c'è lui, Sì, quando non sì, c'è sì, Mangiante, sì. sta lui a Sì, ma lui Trigoria. è della Roma, è da Roma, Paolo Assogna. Io invece tempo fa ho scoperto che Ugolini, quello che va a fare i cosi del Napoli, è da Lazio. Ah, non sapevo, pensavo fosse del Napoli. Di solito No, è da Lazio. Massimo E tra Ugolini. l'altro,
Mo non so se tu ricordi, praticamente noi avevamo questo compagno di classe che si chiama Davide, che abitava davanti proprio ai campi Non della abita Roma. più là, dai. Ah, non ci sta più là? No. Mo abita ad Anzio, mi pare. Ah, non sta più nemmeno a Trigoria? Ah, ok. Vabbè, praticamente, non so se ti ricordi, che io ho sempre raccontato sta cosa nelle live mia, che a voi laziali vi dicono tutti i pecorari e cose del Eh, genere, e quando ti ricordi che accanto a casa sua c'era quello che spalava la merda? sì, sì, come E io no. ho sempre raccontato sta cosa, perché Vabbè, ma dicono a io voi, guarda, non ci faccio neanche più caso a queste cose perché mi sembrano abbastanza stupidi, cioè quando dicono queste cose della Lazio a pecorari, ma solo perché si allena a Formello, Formello per chi non lo sa è una parte, sta fuori Roma, però insomma, fuori Roma manco tanto alla fine. vabbè, ma pure Trigoria sta fuori Roma, Ma cioè non sì, è sì, che... infatti, ma sono stupidi quando dicono quelle cose. Comunque, Alessandro ti chiede una domanda che potrei rispondere io, però lascio rispondere te, che dice: perché allo stadio in TV sembra sempre quasi vuoto? Ci sono dei settori non agibili? Questo riferito a quando gioca la Lazio in casa. No, la Lazio quest'anno fa mediamente 40.000 persone, 40-42. Il problema è che l'Olimpico porta 75.000 persone e riempire 75.000 posti, credimi che è veramente difficile. Primo, perché arrivare allo stadio, te lo può dire anche Miro, a Roma non è facile. Non c'è una metro che te lascia come tutti gli stadi del mondo quasi, devi lasciare la macchina a 3 km, fatela a piedi, pioggia, sole, neve, tutto. Quasi tutti la Secondo, lasciano a Piazzale Clodio. esatto. Seconda cosa, si vede non si vede proprio bene la partita, anche, dipende anche dal settore, però insomma c'è la pista di atletica, quindi hai anche una visuale un po' lontana. Però insomma, se tu vai a fare il paragone, lo Juventus Stadium porta 40.000 persone, penso 37, 38, adesso non mi Sì, ricordo, ed è sempre pieno. La Lazio, se avesse uno stadio come la Juve, sarebbe sempre comunque pieno, quindi alla fine devi fare il paragone. sì, assolutamente. Però io ci tengo anche ad aggiungere una cosa che effettivamente è la realtà dei fatti. I laziali sembreranno, anzi, purtroppo saranno sempre meno dei romanisti perché effettivamente ci sono molti più romanisti che Sì, sì. laziali. Ma è Questo è un vero, è dato di vero. fatto. Quindi anche quello incita alla cosa che Sì, ma sembriate voto. no, no, però se si dovesse riprendere il campionato, vedrete che l'Olimpico si riempirà queste ultime partite. Assolutamente, anche perché se non si riempie, cioè se non si riempie No, con questa situazione, si riempirà sicuramente, anche perché basta vedere le immagini del 2000, anzi andare a cercare su YouTube l'ultima giornata di campionato, l'Olimpico com'era, quindi. sì, io mi ricordo poi l'invasione di campo, mi ricordo pure. Vabbè, ma perché qui sono cose che capitano una volta ogni posta 20 anni, quindi Che poi tra l'altro avete vinto voi e poi l'anno dopo a Roma. e poi dopo basta. Simpatica questa cosa. Che squadra che c'avevate all'epoca? Veron, Simeone, Beh, abbiamo vinto bestiale. la Supercoppa europea, eh. Mamma mia, c'avevate uno squadrone, c'avevate. Lo so, lo so. Però, Guarda, io spero convincere voi. lo so. Ma più che altro pure per finire il Carvario sempre Juve, solo Juve. Più che altro è per quello, perché ormai ti rompi pure le palle a guardare il campionato, tanto già sai chi vince. No, almeno quest'anno è equilibrato. Sì, sì, combattono un po' di più, poi gente come me che ovviamente ti fa squadre che non possono puntare lo scudetto, si diverte pure di più a guardare il campionato. Vabbè, certo. Se no sempre sta cazzo Juve ha rotti i coglioni, 8 anni e vince, dai su. Eh, fate un po' de caritas, lasciate vincere qualcun altro. Tanto Beh, uno scudetto in più o meno che gli cambia a loro. no, loro non gli cambia niente, guarda. Loro proprio niente.
Tanto loro ormai stanno a punta da anni solo alla vittoria della Champions, non è che stanno a fare chissà Esatto, che. esatto. E secondo me la vedono pure male con Lione. Secondo me non è detto che passano, eh. Lo sai che c'è lì, sono partite strane. Magari beccano la serata di Ronaldo che fa il fenomeno e passano. Sì, ma non so tutte Atletico Madrid. No, 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 Se può no, fa sempre tripletta Cristiano Ronaldo, capito? no, no, no. Però diciamo stavolta già se segnano 1-0 l'hanno comunque rimessa in sesto la partita, quindi già è diverso da un 2-0 per me. Ah, beh, sì. Comunque con l'1-0 già dei porti ai supplementari, Eh, che non è poco. no. Ti volevo chiedere che non mi ricordavo, che anzi non mi ricordo, squadre straniere che simpatizzo, tralasciando il Liverpool che mi pare di aver capito che simpatizzi. Vabbè, t'ho detto Liverpool, Liverpool in Inghilterra, il Barcellona in Liga Ok? e in Bundesliga il Borussia Dortmund e in Francia? Liga 1. Ma la Francia non mi sa di niente, anche perché voglio Ma dire, guarda a cioè, me. vabbè, ma non, un campionato che da anni non ha senso, cioè, ha senso unico. Intanto rispondo a una domanda di Christian, inerente anche a questo argomento, perché io sono un simpatizzante del Basilea. Cosa ne pensi di quello che sta facendo il Basilea in Europa League in questa stagione? Nell'ultima partita 0-3 in casa dell'Eintracht. Allora, Sì, l'ho posso dire la vista. mia? Vai. Allora, io l'ho vista la partita e mi sembra che una partita così, cioè una partita non si può fare a porte chiuse, nel senso, una squadra come l'Eintracht Francoforte che ha un tifo della Madonna, per me se gli levi i tifosi, gli levi mezza, non so, mezza squadra. Quindi per me è una partita che diciamo, non dico falsata, anche perché ho visto che il Basilea ha fatto un'ottima comunque partita, però la reputo da vedere con il pubblico. Ecco. Lo so. Ma infatti se ci fai caso, durante queste partite a porte chiuse, la maggior parte delle squadre che hanno vinto sono quelle che giocavano in trasferta. Beh, è normale, è chiaro. Anche perché cioè, te togli il pubblico, non c'hai quella carica che c'hai di solito, è No. normale. Esatto, proprio no. È tutta un'altra cosa. Comunque sono contento che abbia vinto la partita d'andata, purtroppo la partita di ritorno non si sa se la vedremo o meno, Pure, però mi dispiace che il campionato ha ceduto il passo allo Young Boys, che è diventata la nuova forza svizzera. sinceramente non seguo il campionato svizzero. Ma nemmeno io giusto i risultati e cose del genere. Cioè, so le Eh, squadre, però non lo seguo bene, quindi non mi posso pronunciare in questo. Tra l'altro poi finita la live ti consiglio un sito molto figo, Sì, che ti può salvare la vita in sti giorni. È, vabbè. è spettacolare, a me mi ha detto un amico mio, bestiale, bestiale. Un sito spettacolare, no? Non spoilerò nulla perché poi lo dirò anche a loro, quindi è veramente un sito che ti salva la vita, letteralmente. In assenza di partite ti salva la vita. Beh, è buono. Bestiale. Sì, sì, poi te lo dico. Dai ragazzi, su, fateci un po' di domande, di Ma qualsiasi cosa, quanti sono? Non sai quanti sono il... A vedere la live adesso? eh, Sono in 6 persone. mm. 6 persone, sì, sì. Tra l'altro mi sa che te compare pure a te, tecnicamente, accanto a live, dovresti vedere il numeretto delle persone No, a connesse. metà solo... Quant'è che stiamo a fare Da live? quanto stiamo in live? Sì. Ah, oh, vabbè. Allora, Christian ci chiede se secondo noi chi vincerà la Bundes. Allora, io inizio anno mi sono giocato al Borussia Dortmund, quindi spero Borussia Dortmund. Però temo Bayern Monaco.
Secondo me il Bayern a mani basse. Basta che non vince il Salisburgo e mi sta sui coglioni. No, il Non sai- Salisburgo, scusa. Mi pare una squadra austriaca che vince il campionato tedesco è un po' improbabile, però vabbè. A me tutte le squadre Red Bull mi stanno sul cazzo, ma da morire. Intanto saluto anche Fabrizio. Ciao Fabri. Questo Fabrizio, per esempio, è un altro romano tifoso del Cagliari. Ah, Ce ne sta. vedi. Aspetta, ce ne sta pure uno da me. Dove? Ah, Qua sì. a Miami. Mhm. Non l'ho mai visto, però so che c'è, so che esiste. Quest'anno lotta a 4 per la Bundes, Bayern, Dortmund, Lipsia e Mönchengladbach. Mi sarebbe piaciuto vedere il Mönchengladbach vincere. Ma boh, forse più che lotta a 4 è lotta a 3, penso, a lungo andare dico io. Escludi il Mönchengladbach? Penso proprio di sì. Però magari mi sbaglierò, eh. Però, boh, Secondo forse a me lungo tra le andare. 4 è quella che ha una rosa meno attrezzata, nel senso già Sì, sta fattando. sì, sì, anche per me assolutamente sì. Poi magari mi sbaglierò, perché non è che- Ah sì, poi se c'è una sorpresa ben venga, nel Ah, voglia. senso è sempre bello vedere squadre strane che vincono il campionato, tipo l'Eister. Ricordiamo che io a dicembre mi sono giocato il Leicester campione d'Inghilterra 4 anni fa. Ma davvero? Te l'ho detto? No, Sì, ho giocato all'estero e ho vinto 400 euro. ma davvero? Così poco hai vinto? Perché era data a 40. Ho giocato 10 euro. No, mi pare strano che era quotata solo a 40, oh, è troppo Ma, poco. ma era prima già a dicembre, eh. Ah, ma te lo sei giocato a campionato in corso? A dicembre, certo. Ah, io pensavo che te l'eri giocata a inizio campionato, quando ancora Sì, avevano il campionato era cominciato. data a 5.000, a 5.000 era data. Appunto, mi Mamma sembra mia. troppo poco. Eh, No, a dicembre me la sono giocata perché dico, vabbè, guarda questi come vanno, buttiamo 10 euro. Tanto rispondo a Fabrizio, sì, lo so che sei oristanese, però parli come me, quindi io ti considero romano. Per questo ho detto che sei romano. Poi ovviamente Christian, che è simpatizzante del Salisburgo e dell'Ipsia, non è d'accordo con me, sai come la penso, le odio da morire. Poi dice sempre Christian, l'Leicester poteva vincerlo anche quest'anno, ci ha provato, ma il Liverpool ne ha vinte troppe. Il No, Liverpool sta a vabbè, fare un campionato a parte. ragazzi, ma una squadra che vince 28, 27 partite su 29, ma di che vogliamo parlare, dai, su. Cioè, Bestiale. Non schiaccia sassi. no, ma non c'è proprio, era impossibile quest'anno era impossibile proprio. Anche se non mi riesco a spiegare il ritorno ad Anfield contro l'Atletico Madrid, non me lo riesco a spiegare. Bah, sai, lì per me ci sono anche, è vero che lo stadio era pieno, però circolava già nell'area che volevano sospendere, che c'era questo problema, forse un po' influito. Probabile, E però. poi non è che Liverpool le può sempre ribaltare tutte, voglio dire. Ah, certo, quello assolutamente. Però E poi, io dopo il insomma, gol di Firmino ho pensato, vabbè, questa ha portato a casa il Liverpool. vabbè, Poi ha non ci subito due scordiamo. gol, due cappellate. Vabbè, non ci scordiamo comunque poi che è una signora squadra l'Atletico Madrid, eh? Cioè, Ah, eh, quello senza ombra di dubbio. Poi Simeone è cazzuto, quindi beh, maestro della, non della che difesa. Klopp non lo sia, perché pure Klopp gli ammolla. Eh, Poi, allora, comunque la cosa sicura è che l'Leicester ormai è quasi fatta per la qualificazione in Champions e questa è una grandissima cosa. ma sono Quello contento, sì, sì, è vero. Sì, sì, è vero. su quello sono contento pure io. Mi piace vedere squadre diverse in Europa. Vi faccio una domanda alla tifoseria più calorosa d'Italia. Secondo te qual è?
Ma eh, allora, diciamo se le loro squadre vanno bene, eh, Napoli, Mhm. Napoli e pure Roma. Napoli non ce la metti la Lazio nel mezzo? Sì, no, pure la Lazio, sì, sì, però di calore, calore proprio, calore, calore, io penso sia il Napoli più di tutte. Io invece una squadra che tra l'altro non sta nemmeno nei campionati maggiori, ma che mi ricordo di aver visto parecchie partite in Serie B e mi ha stupito per la tifoseria, è il Foggia. Ah, vabbè, sì, se vogliamo andare pure in Serie C, sì, vabbè. Ma mi ricordo che non so quanti anni fa mi ero visto un Cesena Foggia, c'era il settore ospiti dello stadio del Cesena, era pieno, No, era no, vabbè, pieno, qualcosa di bestiale. vabbè, ma c'hanno una tifoseria molto calda, pure il Bari c'ha una tifoseria molto calda, Sì, è pieno di tifoserie calde in Italia. da una parte meglio così, Eh, perché si divertimo. eh. Ma vieni a vederla se, se va avanti il campionato Lazio-Cagliari. Penso che dopo la partita d'andata la considereranno partita a rischio, quindi non avendoci la tessera del tifoso, Ah, mi sarebbe piaciuto tantissimo, però se mai la giocheranno non credo che sarà normale che mi faranno entrare così senza tessera. vabbè, questo poi è da vedere. Anche Alessandro c'ha ragione, pure la Salernitana comunque c'è una tifoseria È vero, abbastanza non c'è Salernitana, è vero, sì, calorosa. sì, assolutamente. Anche se a me, per esempio, lo stadio della Salernitana mi fa di un cagare. Molto brutto, sì, vero. Mamma mia. Sembra che te stai a giocare a FIFA con la telecamera grandangolo, che è praticamente dallo spazio vedi la partita. Sì, sì, è Qualcosa di vero, è allucinante. molto brutta, sì, sì. Ecco, per esempio, lasciando perdere, vabbè, lo Juventus Stadium, lo stadio in Italia che ti piace di più, o che Io, secondo te io voglio andare a vederci vedere una San partita Siro. San Siro, San Siro? sì, che non ho mai visto e mi piacerebbe un sacco vedere. Classico, diciamo che è Sì, la scala del calcio. esatto. Per esempio, a me San Siro mi fa cagare. Ah, Sono uno dei, penso pure l'unico a cui faccia cagare San Siro. Non mi è mai piaciuto, non mi ispira a niente quello stadio. vabbè, ognuno ha i E suoi... ricordando gli stadi, citiamo anche questo piccolo aneddoto. Mi ricordo quelle volte in cui se beccavamo prima di entrare a scuola, là davanti al giardinetto della scuola, in cui prendevamo i tifosi da Roma per culo, dicendo andiamo a fare Ottadio, Un stadio, Ottadio, lo sì, ricordi? sì, sì. Come no, chi se lo scorda? Perché dovete sapere che voi magari lo state a sentire soltanto di recente il fatto che la Roma con Pallotta voglia fare lo stadio nuovo, ma a Roma so anni che la Roma vorrebbe fare lo stadio e non c'è mai riuscita. E mai ci riuscirà, secondo me. No, io penso proprio di Nemmeno no, con perché quanto. io, vabbè, pure tu insomma abiti vicino relativamente, io sto a 1 chilometro in linea d'aria da dove dovrebbero per fare questo stadio, ma ancora Eh sì, stanno a zero praticamente, anzi sotto zero stanno. sì, sì. Ma dicono sempre famo stadio, ma tanto non lo faranno mai, No, ma che fa? secondo me. Voglio te fa lo stadio. Nemmeno con quello nuovo, come si chiama, Friedkin, là. Ma quello ancora deve firmare. Sì, infatti. La voglia te. Angelino Mangiante non ci dice nemmeno più nulla sulla situazione, sul closing. No, no, ormai niente da fare. Si è bloccato tutto.
Alessandro dice che pure Marazzi è figo. A me Marazzi non mi dice niente. Non l'ho mai visto. Cioè, dovevo andare a vedere Genova-Lazio, ma poi non dovevo andare, quindi non l'ho visto. Genoa-Lazio, tra l'altro, dovrebbe essere pure una mezza partita maledetta. No, invece, La sì. Lazio col Genoa, di solito. Apposta che dico, quest'anno invece va proprio, cioè, abbiamo vinto pure a Genova, quindi, cioè, abbiamo vinto a Genova, abbiamo vinto a Milano dopo 30 anni, abbiamo vinto contro la Juve dopo 20 anni, cioè, Manca, se c'è stava il Chievo in Serie A, avete fatto filotto. il Chievo pure la bestia della Lazio, è vero. Tocca richiamare Chievo in Serie A? No, anche no, perché a me il Chievo mi sta altamente sui coglioni. Pure a me, una cifra. Pure a te? Non ho mai potuto vedere il Chievo. A me mi sa di squadra inutile. Ma sì, sì, era una squadra che giocava fino a dicembre e poi basta, era salva e poi reclama le partite, basta. Cioè, è come se in Serie A ci giocasse a Lupa Roma, più o meno. Esatto. Una cosa veramente triste. Tra l'altro ci tengo a sottolineare, il fratello del mio amico Luca ha anche giocato nel Rieti, se Ma non ricordo 10 male, anni fa, giusto? pure di più di Vabbè, però 10 ci ha anni fa. giocato. Sì, in Serie C2, all'epoca Serie C2. Quindi, mica pizza e fighi. A Christian piace il Bentegodi, quando ci gioca l'Hellas però, perché quando ci gioca il Chievo... Io non ho visto neanche uno stadio al di fuori dell'Olimpico in Italia, purtroppo. Però hai Quindi, visto quello dell'Ec Poznan, credo. no, ho visto quello del Legia Varsavia Legge Varsavia. e poi tu ti sei perso 2 anni fa quello dello Zulte Waregem in Belgio. Mamma mia. Che cazzo di partita te vai a vedere? Lo so. Lo Zulte Vari, ma che cazzo di squadra è? Mamma L'ultima mia. partita del gio- l'ultima partita del giorno che la Lazio era prima, già qualificata, ha fatto giocare praticamente la primavera, Inzaghi. A proposito di primavera, voglio sentire cosa ne pensi tu di Armini. Armini per me è potenzialmente molto forte. Potenzialmente, dico. E beh, certo. Secondo me è un bel prospetto Armini. È un bel prospetto, sì, sì, assolutamente sì. L'ho visto giocare quando l'ha messo Inzaghi dentro lo scorso anno, le ultime 2 partite, mi sembra al fianco di Acerbi ha giocato molto bene. Ho visto anche qualche partita in primavera, mi sembra un ottimo prospetto, speriamo che non si rovini. Ma può giocare sia con la difesa a 3 che a 4? È a 4, sì, però penso più che la difesa a 3. Mm. Però non lo so perché non... Dove nella difesa a 3? Eh? Dove nella difesa a 3? Sul centro-destra, scusa, centro-sinistra, mi sembra. Ah, vabbè. Se no, Oh, centrali a difesa a 4, insomma. ma devo essere sincero, io non ho sempre sentito parlare bene di lui, anche se non l'ho mai visto, devo essere Sì, sincero. sì. No, no, sembra un ottimo prospetto, vedremo. Il più bello è la Sardegna Arena, ovviamente, ma insomma è provvisorio come stadio. Mo va. Vabbè che siamo del Cagliari, però di che bello, diciamo che ce ne stanno dei più belli, ecco, mettiamola così. Invece a Christian piacciono molto queste trasferte ignoranti, quelle che ha detto te, tipo lo Zulte Waregem, il Leggia. Dice che lo stadio Trasferte? del Leggia è molto bello. Quale? Lo stadio del Leggia. Del Legia Varsavia? Sì, È sì, bello? sì. Beh, sì, 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 è particolare. Da fuori mi sembra che si chiama Pepsi Arena, se non sbaglio. Io de calcio polacco proprio. No,
Vabbè, che c'entra neanche io, però essendo andato in trasferta, mi pare che da fuori si chiama, a parte una trasferta più brutta della mia vita, penso, cioè ne ho fatte due, però quella è stata proprio la più brutta, ma penso per chiunque ci sia andato molto, cioè, non ho ricordi belli, diciamo, quindi. Sì, se non mi sbaglio per chi non se lo ricordasse, se non mi sbaglio, prima vennero loro qui, i polacchi qui, se non mi sbaglio, che Esatto. fecero un bordello della Madonna. E stessa cosa poi è successa a Varsavia, però molti tifosi della Lazio, se non mi sbaglio, correggimi, sono stati incarcerati in Polonia e hanno dovuto aspettare un bordello prima di essere rilasciati, ma tifosi anche normali, Guarda, io fortunatamente soltanto perché erano la Lazio. non ero lì in mezzo, fortunatamente, perché io stavo con mio fratello e noi andavamo da soli allo stadio, non con i gruppi organizzati, però quando siamo arrivati a 2 chilometri dallo stadio ci hanno scortato 6 poliziotti e noi eravamo in quattro, 6 poliziotti, cioè io mi sono cagato sotto proprio perché poi c'erano 2000 tifosi dell'Eggia che stavano fuori, stavano al bar e ci guardavano malissimo. Quindi è stata un'esperienza brutta proprio. Beh. Poi come è andata a finire la partita? Abbiamo vinto 0-2. No. Beh, almeno Un avete freddo, vinto. un freddo, mamma mia. Grazie al cazzo. Te credo. Poi c'è Fabrizio che dice che ha visto giocare i Gascogne. Grande casco. Mezzo matto, mezzo, matto proprio. Mezzo, esatto. Tutto matto. Ruben Sosa. Ruben Sosa. Grande. E poi Jair. Non ho la minima idea Jair. di chi sia. No, Jair neanche Jair. io. Mi sfugge proprio chi sia sto giocatore. Mai sentito proprio. No, Jair neanche io. Ti dico la verità. Domanda così a Katsum. Giocatore della Lazio del passato che vorresti attualmente? Puoi andare Eh, anche parecchio indietro, tipo Chinaglia e questi qua, eh. Salas, Che era? Centrocampista? Che era? offensivo. Non me pa- Cioè, la Lazio a centrocampo non c'ha bisogno di No, altre vabbè, aiuti. però te parlo proprio del giocatore, proprio Vabbè, allora se vogliamo di quello che manca, a me sembra un bel Nesta dietro insieme a Cerbi, sarebbe Eh, proprio grazie al cazzo, quello sì. o Yap Stam. Stam, mamma mia che coppia, Stam Nesta ce l'avevamo. Mamma mia. A me Stam mi faceva cagare sotto anche solo a guardarlo da TV, eh. Quando cazzo passavi? E poi la cosa bella è che sta coppia dei centrali poi l'avete passata al Milan. Sì, vabbè, poi dopo lì Bestiale. sono successe un sacco di cose sono successe. No? Simone dice Veron, eppure Veron, che gli vuoi dire? Veron, Juan Sebastian Veron. Poi Jair è un brasiliano che ha giocato 2 mesi e poi era stato cacciato via. Vabbè, mi Era il dispiace, nuovo non lo sapevo. Falcao, No, considerato non il lo nuovo conosco. Falcao, fu il primo acquisto brasiliano di Cragnotti. Non lo sapevo. No, mi dispiace, sono ignorante su questo, non lo sapevo. Vabbè, era stagione 92-93. Non ero neanche nato, tra l'altro, quindi. Noi siamo dei giovanotti, siamo. Ma voi ci avete vinto lo scudetto del 2000 con Cragnotti? Sì, Lodito è entrato dopo. 2004 è entrato, lo dico. Ma meno male che è entrato perché sennò la Lazio era fallita. Lo so che si era indebitato da morì Cragnotti. Sì, sì, la Lazio era fallita. La pippa più clamorosa che ha giocato alla Lazio. Di quello che mi ricordo io,
Alfaro. Io pensavo che mi sparai tipo un Gentiletti. Alfaro era un attaccante, poi se vogliono parlare di difesa, non Gentiletti, ma Novaretti. Pure Novaretti. A Mamma mia. centrocampo Mi invece un ricordo bel io Del che erano Nero, delle... Chi? Del Nero o i fratelli Filippini nel 2005-2006, mamma mia. I fratelli filippini io li amavo. Li amavo alla follia. Che cazzo di Non mi chiede squadra c'è? perché. Poi ci avete avuto pure madre. Madri. Madri però una stagione su. Una sola? Sì, sì, Mortacci sua. O sai, mo' dannato dannato. al Monza. Mamma mia. Ma non stava al Sassuolo? Stava al Brescia in prestito dal Sassuolo, poi il Ah, Brescia ha interrotto il prestito e praticamente no, mi sa che era andato a titolo definitivo al Brescia perché poi ha risolto il contratto e era svincolato e da svincolato è quindi andato al Monza. mi ero perso Madri, vedi? Ma io pure, ma in testa de cazzo delle dimensioni epiche proprio, eh. Mortacci. De lui salvo solo la moglie. Beh, tanta roba. Tra l'altro uno di quelli che in quell'ambito ha reso di più, ma sul campo giusto la prima stagione e mezza, penso, è Djordjevic. Sì, sì. Djordjevic ha fatto una stagione molto molto buona. Poi basta. Ricostruite un 11 titolare del fantacalcio con i giocatori del passato che avevate in rosa. Porca troia. Praticamente fare una best 11 all time, tu della Lazio e io del Cagliari. Allora, io parto io? Vai, vai. Allora, io boh, adesso non vado a memoria, non mi ricordo tutti i giocatori della Lazio dal 1900 ad Vabbè, oggi, però di quelli che ho visto giocare, allora, io in porta metto Peruzzi dei tempi, insomma, dei bei tempi. beh, certo. Poi coppia dei centrali Nesta e Stam, Pancaro e poi un terzino dall'altra parte adesso non mi viene. Poi a centrocampo, certo centrocampo a Lazio ce n'ha avuti dei bei forti, eh. Sì. Metterei Veron, Milinkovic e Salas. Davanti Simeone, no, Simone padre, Simeone, Giorgione, Giorgione Minaglia. poi ci metto o Signori o Immobile, perché Immobile è entrato, è il quarto marcatore di sempre, quindi quello poi non lo Beh, so. però ce ne sta uno che non so se te probabilmente lo sai che ha giocato alla Lazio. Io ci avrei messo davanti Silvio Viola. Sì, vabbè, ma la Lazio davanti, insomma, davanti adesso ci potrei mettere Viola, Signori, Simeone, Immobile, Inaglia, cioè tutti ci vorrei mettere, non si può. Qua suggeriscono anche Close. Close, però io ti parlo di marcatori all time, cioè nel senso Ah, sì. i 5 marcatori sono questi della Lazio da tutti i Io ci tempi. metterei pure Sissé giusto per il coro che era uscito. L'hanno visto con la Blasi, con la La Blasi. base è Invece del Cagliari, allora, in porta, paradossalmente io ci metterei Gragno. Poi terzino sinistro Agostini,
Centrali, ehm, Nicolai e... Nicolai e... ci posso mettere? Nicolai e Lopez. A destra uno forte, a memoria non ce l'abbiamo mai avuto, quindi ci metto Pisano. Poi cioè regista, mediano, Capitan Conti ovviamente. Poi Nainggolan Ninja. e un altro di centrocampo. Non mi viene in mente un altro da mettere a centrocampo. Poi vabbè, punta centrale, quest'uomo qui. Questo qui. Come fai a non metterlo? Affiancato, anzi, Gigi Riva a sinistra, Suazo centrale e Zola a destra. Ti stavo per dire. Tridente d'attacco che fermete. Poi in panchina ci sarebbe un botto di gente da portare. Io per esempio mi porterei appresso Nandez, Voglio a te. da adesso. Ce ne stanno dei giocatori, però quando ti devi far venire in mente non ti vengono in mente. È sempre così. Esatto, esatto. Perché ce ne starebbero dei giocatori da dove mettere. Se invece devi fare la 11, la formazione più scarsa della Lazio. Allora, in porta metterei Sereni. Poi Novaretti e Siani o Gentiletti. Poi un terzino, ma adesso poi mi lo dico. A centrocampo Megni, lo so, Del Te ne Nero, suggerisco io uno per il centrocampo, Onazzi. Monazzi, Del Nero, davanti metterei Alfaro, Elder Posiga, è stato 6 mesi alla Lazio, e forse non lo so, all'altro non mi viene adesso, non mi sono... A proposito, ma Morrison? Boh, ma che ne so, mica è più dalla Lazio, è sparito. Sarà Ah, non drogato. sapevo voi. No, no. Ma pensa un po'. Eppure ne parlavano tanto bene. Sì, ma era la testa calda. Io l'11 più scarso del Cagliari, per Giannakis in porta. Terzino sinistro, Ligo Giannis. Coppia dei centrali, Ariaudo e... non mi ricordo chi. A destra Perico, centrocampisti Taxidis, grande Panagiotis, ci abbiamo sempre avuto culo noi con i greci. Seppellini Mamma mia. e... e Pani, però Pani non è che era una pippa, non ci avevo avuto mai la possibilità di giocare. E in attacco Longo, Tiago Ribeiro Lago Ribeiro. e il Kabir. Mamma mia. Tra l'altro il Kabir l'unico gol che ha fatto in Serie A l'ha fatto contro la Roma. Non me lo ricordo. Io sì, non ricordo. Era l'anno in cui la prima giornata era stata posticipata perché hanno fatto lo sciopero, ti ricordi? Ah, beh. Quell'anno Roma-Cagliari era la seconda giornata, che poi diventò la prima, E quanto finì? e segnò al debutto. Se non mi sbaglio, la prima Roma di Luis Enrique. Quanto finì?
Lo sai che non mi ricordo? 2-0 per noi o 2-1? Non mi ricordo. Aspetta che Non te lo dico, mi ricordo, perché cioè, io qua ci ho segnato tutto. Finì 2-1 per noi e al no, ritorno vincemmo 4-2. 2 4-2. Sei Al sicuro? ritorno noi vincemmo 4-2 a Olimpico. Mm. Ancora me lo ricordo. Ah, anche Biondini a centrocampo, anche perché è una persona incoerente. Se ti chiami Biondini non puoi essere Roscio. Mister Ruscio. Sì, sì. Come Grande mi ricordo Biondini. uno che stava nel Cesena che si chiamava Capelli, era pelato. Sì, 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 è vero, è vero. Le cose che Ricordo, faccio ricordo. fatica a capire. Sì, sì. Dai ragazzi, altre domande che noi siamo carichi a palla proprio. Tu di 2 volte all'Olimpico, Fabri? Non t'ho capito. Dai, dai, che state pure aumentando, dai. Vogliamo Quanti siete? domande. Se mo siamo in 5, però quando ho detto eravamo in 6, perché eravamo arrivati a 4, Ah, quindi erano aumentati. Dai, dai, domande, 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 su, su, su. Non per forza solo sul Cagliari e la Lazio, ovviamente, eh. su tutto. Simone dice, Onazzi, ricordo, aveva fatto un gollasso della Madonna contro il Chievo, mi sembra. No, Onazzi fece un gol che partì da centrocampo contro lo Stoccarda in Europa League. Contro lo Stoccarda, pensa un po'. Squadra che se non mi sbaglio in cui gioca adesso Mario Gomez. Mi pare di sì. Se non se n'è andato, sì. Lo Stuttgart, per gli amici tedeschi. 1-2 a Roma e 3-2 Cagliari, gol di Ribeiro. No, se non mi sbaglio, no, il ritorno finì 4-2. Cioè io ci ho segnato 4-2, mi sono ricopiati pari pari i risultati. Non me lo ricordo io. Vabbè, se ti ricordi le partite del Cagliari mi preoccupo. No, beh, infatti. Te ovviamente ti ricordi quelle da Lazio. Certo. È normale. Infatti era 4-2. Io c'ho tutto segnato qui. Anche perché la prima stagione da cui parte sto quadernino è il Cagliari del 52-53. Mamma Quindi mia. ti ricordi quando dalla panchina entrava sempre in poco? Mamma mia. Noi c'avevamo il Balotelli farsuccio. Sì, perché era di colore, c'ha sta striscia di maionese in capoccia qui, Un poco. qualcosa di veramente brutto a vedersi, tipo Sissé più o meno. Capito, capito. Comunque, cioè, veramente una live ignorante. Abbiamo tirato fuori certi nomi per tutte e due le squadre che Tutti, tutti. Infatti ci voleva più dovrebbe gente. essere censurato sto video per la merda di cui abbiamo parlato. Che ricordi gol di Piniglia e rovesciata? Con noi non l'ha mai fatti però. Mortacci sua. Però Pinigol Maurizio Piniglia. tanta roba Piniglia. Che giocatore. Piniglia era tanta tanta roba. Pensa io l'ho pure beccato. Una branda era. Sembrano tutti piccoletti quando li vedi in TV, invece sono delle brande allucinanti. Che fine ha fatto Piniglia? Piniglia sta al Coquimbo Unidos, In Cile, dove sta? che è una squadra che sta sì, in Serie A cilena. Mm.
Un giorno tornerà a Cagliari Piniglia? Non credo. No. Chop te lo ricordi, ogni volta mi faceva incazzare perché si cagava certi gol. Assolutamente, Duce Chop. Chi se lo scorda? L'unico, cioè è stato colui che se non mi sbaglio è stato lui a tirare il rigore contro la Juventus, il primo rigore che fu assegnato tramite VAR. Ancora me lo ricordo. Allo Juventus Stadium, Mhm. lo ricordo. Se non mi sbaglio lui se l'era procurato e lui l'ha tirato, però mi potrei sbagliare. Fatto sta che fu No, il vabbè, primo rigore questo in adesso non... assoluto assegnato col VAR. Ah, era Farias, ok. Però se l'era procurato Chop, sicuro. No, questo adesso non me lo ricordo. È entrato a far parte della storia, eh. Il primo rigore assegnato tramite VAR. Ancora mo ricordo che ero tutto fomentato nel vedere l'arbitro che faceva così. Il primo, la prima volta. Eh sì, la prima volta in assoluto che l'ho visto. Poi vabbè, voi ci avete avuto coso, qua cosa con... come cazzo si chiama? Chi? Quello che quando arbitra con voi arbitra sempre a cazzo di cazzo. Giacomelli, Lazio Torino. Giacomelli non ha più arbitrato una partita della Lazio dopo Lazio-Torino. Davvero? Mai più. Ma davvero? Né, Io non lo né so al perché mi VAR, ricordo che né al arbitra. VAR e né arbitro. Pensa un po'. Infatti una domanda io me la farei. Portacci su. Ma faccio pure io perché noi ci ritroviamo sempre con Pairetto in qualche modo. Non si Era sa una più che grande... cazzo. Pelato di No, merda. Oh. comunque no, è vero, il Pairetto me dà fastidio pure a me, guarda. No, è allucinante quell'arbitro. È È proprio allucinante. arrogante, guarda. È Sì, arrogantissimo. sì, ma qualcosa di bestiale. Sia lui che il padre che stava in mezzo a calcio scommesse con Moggi. Vabbè. Cioè, tale padre, tale figlio. A me la non è che Direi. casca troppo lontano dall'albero, eh. No. Mortacci sua. C'ha proprio quell'arroganza Sì, nell'arbitrato. sì, è vero, è Non vero. so se a voi va arbitrato qualche volta Pairetto, immagino, no? Sì, sì, come no? Non so se pure a voi è successo, perché a noi ogni volta che magari doveva andare a consultare il VAR o cose del genere, faceva no, ho visto io e non ci andava mai al Sì, VAR, mai. sì, è molto, è vero, è molto arrogante lui. Mortacci sua. Bestiale, oh. Chop, un po' come Mianghè ora sono tutti nello standard 10. Eh sì, Cristian, tranne Mianghè che torna a giugno, perché era in prestito biennale allo standard 10, a meno che non lo riscattano. Ci farebbero un favore però. Mm? Anzi, io infatti per coprire quella fascia andrei a prendere proprio un giocatore dalla Lazio. Un giocatore Tipo che io adoro. Lazzari. No, è l'altra fascia. Chi poi? Gioni. Lukaku. Ma Lukaku sta sempre rotto. Io lo adoro Lukaku, è bestiale. Cioè, secondo me è No, ma pure fenomenale. io. No, ma pure io, però sono anni che non si vede. Cioè, si è visto una volta quest'anno. Io ci ho visto sempre giocare Radu lì a sinistra. No, Rado gioca nella difesa a 3. Però molte volte l'ho visto anche sull'esterno a sinistra. No, quest'anno no. No, no, perché ci No? abbiamo Lulic. No, ci abbiamo Lulic e Coso E e Johnny. Gioni. Lulic 71. Dall'altra parte, vabbè, Lulic gli fa i suoi 60 minuti a partita, quindi Vabbè, sì.
Certo, sarebbe bello se puntassero più su Johnny. Ma Johnny non sa difendere. Allora è Tarek è un coglione. No, il problema è che Johnny giocava con il 4-4-2, giocava da esterno dei 4. Invece qua gioca da esterno dei Dei 5. tre. Sì, dei Sì, 3, sì. che è diversa la cosa. Eh beh sì. Con il centrocampo a 5, se andati difesa a 3, tu devi giocare a tutto campo, tutta la A fascia che tutto devi fare. campo, esatto, esatto. Infatti Devi lui non è saper fare abituato. tutte e due le fasi. Esatto, lui non è abituato. Ho capito, però secondo me lì è colpa di Tare, perché comunque sapendo che Inzaghi usa quel modulo, tu devi prendere comunque un giocatore che le sa fa bene tutte e due le fasi. Perché poi in Ma fase infa- propositiva non mi sembra nemmeno male Johnny, c'ha un no, bel no, sinistro. no, Johnny crossa, che c'ha un bel cross, c'ha. Però quando giochi con lui c'è sempre paura che non sa difendere, cioè, quindi quello sì. Simone dice Radu è dal 2008 che gioca alla Lazio e ha rotto tante di quelle tibie. Oh, a me Radu È mi un è bel, sempre piaciuto, è un bel cagnaccio, Radu. specialmente quando si scannava con Mexes. Mi gustava proprio ai derby. Beh, dei derby di 10 anni fa. Sono quelli che mi sono rimasti più impressi. Mm. Quei derby erano bellissimi. Per te, per me che io che soffrivo, Ah, beh, no. sì, per gli spettatori, diciamo, neutrali, sì. Certo, speravo sempre che Eh, vincevate voi, eh. Io ancora mi ricordo il derby dell'11 novembre, non mi ricordo però l'anno, quello da punizione De Candreva, quello c'è in 2012, porta, 2012, che mi ricordo che l'acqua scendeva che manco d'immagini proprio, a secchiate. 2012, Secondo sì, me sì, è mi stato ricordo. uno dei derby più belli di sempre, proprio spettacolare. Non ci sono domande. No, non ci stanno domande, Mi quindi divertivo queste domande. eh, oggi sono un po' carenti di domande. Regà, è gratis, dai, non costano niente falle. Fateci delle domande. A proposito, te sta a partecipare ai flash mob, te metti fuori al barcone a cantare? No, non sono il Ma tipo. come no? Ma come no, se a scuola mi fregavi sempre l'iPod, vaffanculo. Vabbè, ho capito, passati 10 anni, sono passati. Te dico una parola, te sfido a non sbottare ride. Leovaia. Ci Uno sta. che poi uno dei tre che abbiamo preso più belli del mondo. Mamma mia. Ah, che ci ha interrogato. Sì, Sapessi già ridere. bellissimo. Mamma mia. Perché praticamente era l'ora delle scienze. Noi ovviamente non sapevamo un cazzo. Poi questa non sapeva parlare assolutamente, ma proprio zero. Quindi Che andammo ride. lì, coscienti che tanto più di quello non avremmo fatto. Questa parlatevi dell'ovaia, delle ovaia. E io e lui gli sbottammo a ride in faccia, perché come potevi non ride, e ce ne siamo tornati al posto con un bel 3. O 3 o 2, però mi pare che fosse un 3. Mamma mia, che ride. Bellissimo. Poi chi è che si era scannato con la Ferragani? Te o Io, Simone? me- io me l'ho scannato con la Ferragani. Ah, te c'eri scannato? Sì, vabbè, a parte un po' tutti con la Ferragani. Sì. Ma è che non ti ricordi che ha rimandato Stromone e quell'altro? Ha Eh, rimandato. Mortacci mezzo sua. alla scuola. Mamma mia. L'altro giorno stavo a rivedere le foto di Instagram. Te lo ricordi? Che tu hai fatto l'imitazione del Gambardella.
Sì, sì, che ero vestito, sì, sì. Tequila Sunrise. Madonna, Mamma raga, mia. voi... Esatto, Simo, tipo proprio ignoranza. Ignoranza proprio. Ma quanto se siamo tagliati. Poi da ricordi a Patri? Chissà come fai a scordarti, è impossibile. Io so quello che ha preso De Mira, ti ricordi? Mi ricordo ancora che una volta stava a cazzeggiare così con Righello dietro l'astuccio. Arriva lei, mi sbrocca, mi pia il Righello. Che cosa stai facendo? E poi ci minacciava Oddio, dicendo: Ti Dio, metto quanto sulla lista risate. nera. Te lo L'altra, ricordi? Ti metto sulla lista nera. cioè, 2 settimane fa che sono andato a casa di Carlotta perché c'è stato il compleanno della sorella Ah, e c'era Diego. De Allora Titma. si sono messi a ricordare tutti i commenti da Patrizia siamo ammazzati proprio. Mamma, io non me lo scorderò mai. Non me lo Ma, scorderò mai. scusa, perché non ti ricordi lo Zingoni? Quanto puzzava. Quanto puzzava. Secondo me ci dormiva dentro quella cazzo di macchina gialla. Mamma mia, che ride, oh. Che era fisica. Fisica. Mamma mia. Eravate marpioni alle superiori? Un pochetto sì, dai. Un Vabbè, pochetto sì. Ma c'è stava. eh sì. Il proto popper. Il Aspetta un attimo. famosissimo proto popper. Vai, vai. Fa una cosa. Servono i fogli per la stampante. Non ce l'ho io. Aspetta un attimo. Niente, Vai, voglio vai, trovare. tranquillo. Qualcuna ne abbiamo combinata, ragazzi. Poi parlando tutto viene Vai, fuori. stai Quindi lì? ci hanno chiesto quante ne abbiamo fatte alle superiori. Quante ne abbiamo combinate. Non poche. Mo' adesso altre non me ne vengono in mente. Oddio, Questo come si sarebbe da... chiamava quella d'inglese? Di? Quella d'inglese con la F. Da Fuselli. A Fuselli. Madonna mia. Mo' è brutto da dire, ma una donna più ritardata di quella io non l'ho Sì, è vero. mai vista. Ma mai. Cioè, è brutto da dire, ma era veramente ritardata. Mamma mia. Ogni giorno ci doveva spiegare qua cazzo di Apple Pie. Sì, sì, è vero, è Ogni vero. Io quanti anni sono? Io sono stato bocciato 2 anni. Il primo anno in primo, che poi tra l'altro mi ha permesso di andare in classe con Luca, Esatto. e, e poi in quinto. Poi sono stato bocciato in quinto, infatti io non ho fatto la maturità, mentre Luca sì. Sì, vabbè, io sono uscito col 60 però, quindi... Vabbè, accontentate, almeno sei uscito. Intendevo di Sì, ragazze, sì. quante me ne siete? Luca sì, Luca Che voglia, cosa? Luca ci andava tipo, a Pischelle. Che vuol dire io andavo a Pischelli? Ci hai dato giù dei Pischelle. Vabbè, sì, nel senso, vabbè, però io sono quasi sempre, sono stato quasi sempre fidanzato, quindi. Sì, infatti. Io invece proprio zero, Nisba. Poi vabbè, la ragazza l'ho trovata che ho cominciato, che avevo finito il terzo e ho cominciato il quarto, quindi poi sti cazzi. Vabbè, Mi ma ero pure io mo ho tre aggiornato. anni e mezzo, quindi. Ah, 3 anni e mezzo? Mi coglioni al cazzo. Hai capito, Luchetto? A me sta capoccia a posto. Ma io saluto sempre la capoccia a posto. Sì, effettivamente sì. Oh, però quanto mi manca, quanto vorrei ritornare un giorno a scuola, giusto per fare Ah, cazzate. No. Era- eh,
Oh, ma te allo stage del quarto e del quinto, dove hanno mandato? Allora, il quarto mi hanno mandato in Calabria Ah, e in quinto a Roma l'ho fatto, io ho chiesto di farlo a Roma. ah, Sì, com'è? sì, al fungo. Madonna mia, te potevi spostare un pochetto, cioè. Mamma mia, che tristezza. Il fungo è Stavo praticamente un ristorante che sta attaccato a casa sua. bello però, oh, mazza. Grazie al cazzo che bello, però te potevi spostare un pochetto di più, andavi, Lo non so, so, ma a non mannava, Cesena. era un periodo così, mannava, stavo tanto bene vicino a casa. Calabria. Calabria con chi sei nato? Con chi ci sei andato? Con Simone sicuro? Te e Simone state sempre insieme. Io, Simone, Lorenzo e dalla classe no, e Filippo Guarino. Ah. Madonna mia. Quanti ricordi! Porca troia. Troppi, troppi, troppi ricordi. Sta diventando troppo malinconica sta cosa. Dai ragazzi, noi rimaniamo altri 5 minuti dopo aver vissuto tutte queste cose dei superiori, sti dilemmi, eh? Dai, 5 Aspettiamo minuti, fateci qualche un sacco di cosa. domande, su. Esatto. In 5 minuti riempiteci di domande, altrimenti vabbè, è durata anche abbastanza, quasi 2 ore. Quindi, se volete, se non vi rompiamo le palle, altrimenti ce lo dicete, se ne andiamo. C'è stata a cacciare. Vediamo un po' se arriva qualcosa. No, Christian, è così. Noi siamo qui per rispondere alle vostre domande. Noi siamo qui per voi. Giusto, Luque? Giusto, giusto, Eh, giustissimo. Noi a domanda siamo lieti di rispondere. Quindi, anche perché se poi parliamo dei superiori nostre, voi non sapete un cazzo, quindi nemmeno vi divertite. Esatto. Eh. Se non capite nemmeno di che stiamo a parlare. Sei forte in porta, diciamo che la copro bene, mettiamola così. Io so Anche se portiere. pure lui è portiere, ma lui è più forte di me, ovviamente. Se non mi sbaglio, Bussone stava in classe con te? Allora è contro di te che abbiamo perso noi. Al torneo, l'Aels Morante in quarto, che era finita 1-1. Ah, sì, vabbè, ma sì, ma Damiano è impressionante. No, ma più che altro è bestiale perché poi cominciano i tempi supplementari. Io stavo in porta, abituato, pum, mi tira una stecca da centrocampo, gol. Calcio d'inizio, tira a gol, partita finita. Che non me l'aspettavo. Mortacci sua. E Bussone era forte, eh. Porca troia. Bussone era forte. Intanto Simone dice che tu sembri quello dei calciatori brutti. E un po' gli dai, effettivamente, eh. Io Eh, non ce l'ho presente. Ti posso dire che un po' gli dai a quello dei calciatori brutti. Un Vabbè, po' sono gli contento. dai. Aspetta, mo te lo cerco. Così mi dici se è vero o no. Però, secondo me è vero, un po' gli dai. Calciatori brutti. Vediamo un po'. Sì, vabbè, mi trova solo foto dei Ribéry, però. Calciatori brutti, staff. Vediamo se lo riesco a trovare. Eccolo. Un po' gli dai a questo qua. Ah, ho capito chi è. Sì, sì, vabbè. Vagamente, però un pochino sì. Un pochino sì.
Dai ragazzi, aspettiamo fino ai 45, poi eventualmente andiamo. Cioè Perché 49? Ah, 45-17 dici? Ah, ok. eh, Ho capito male io, scusa. alle 17:45. Preciso, preciso. Tanto tu, Lu, vuoi fare qualche considerazione, qualcosa, un tuo pensiero qualsiasi? Ma io quello che dovevo dire l'ho detto prima sul campionato, sulla situazione attuale. Adesso non mi viene niente in mente. Pensi che le rimandano le Olimpiadi? Sarebbe una bella botta dal punto di vista economico, eh. Non lo Che so, voglia. non lo so, non lo so. Non lo so perché penso che decideranno fra un mese e tra un mese speriamo che la situazione sia perlomeno un minimo di entrata, speriamo. Anche perché poi mo io ci stavo a pensare adesso che ti ho fatto sta domanda, perché il campionato ancora si deve capire quello che cazzo bisogna fare, quindi è tutto un forse. Gli europei sono stati spostati al 2021, le Olimpiadi non si sa che bisogna fare, ma dobbiamo anche ricordarci che nel 2022 ci stanno i mondiali, ci stanno le partite di qualificazione al mondiale, Sì, no, infatti è cioè un si problema. sta accatastando tutto. Sì. È un bordello, è veramente un bordello. Poi se mi piacciono le fave, no, perché soffro di favismo. Come state passando in casa? Cioè, come state passando il tempo in casa? Niente, mi alzo, sistemo un po' le cose che non sistemavo quando c'era una vita fuori. E, e mangio, gioco un po' alla play, poi mi son messo a leggere pure un libro. Niente, Che libro passo ti un stai po'. a leggere? È un libro un po', non so se hai visto la saga dei Codici da Vinci, Angeli e Demoni. Sì? È il quarto si chiama Il simbolo perduto. È il Ah, seguito. letture importanti. Esatto. Io invece penso che a breve mi ricomincerò a leggere il libro di Federico Buffa. Grande Federico Buffa. Federico Buffa di storie mondiali. Le so già tutte a memoria, però Federico Buffa è Federico. Cioè, penso se noi ci avessimo avuto anche solo un insegnante come Buffa, ci avremmo avuto 10. Vabbè, ma perché lui come te racconta le cose lui. Mamma mia. Cioè, per me può sta a parlare pure 50 ore di come sono fatte queste forbici e ti riesce a imbambolà. È vero, è vero. È bestiale. Alla Play cosa giochi? A FIFA? FIFA. FIFA quale? 20? No, in realtà no, FIFA 19 perché io ho ancora l'Xbox 360 e non hanno fatto quest'anno FIFA 20. Vabbè, però intanto c'è qualcosa. Sì, ma mo appena finisce Sempre queste cose meglio mi di vado a comprare la Play 4. dico io. Che te la compri a fare che tra un po' esce la 5? Ho capito, ma costa 5 piotti la Play 5. Pure te c'hai ragione. Almeno questa costerà Ma due, hanno costa meno chiesto di se due. fai il foot o la carriera? Non ho capito. Se giochi Ultimate Team o giochi la carriera? Carriera, a me piace un sacco la carriera. Con che squadra stai a fare? La Lazio? No, no, non faccio mai con la Lazio. Sto in campionato danese. Chi c'è? Il Copenaghen? No? Allora, avevo iniziato con una squadra di quarta divisione inglese, Eh? poi me sono nato io perché è una squadra che mi piaceva. Sono andato all'Odense campionato danese. Il loro obiettivo era qualificarmi
l'Europa, sono arrivato a fare la finale playoff perché lì è un campionato diverso dal nostro. La finale playoff per arrivare in Europa ho perso contro il Midtjylland, esonerato, si capisce perché nella partita che ho perso, e quindi mo ho accettato l'incarico sempre di una squadra danese. È una cosa strana, vabbè, lasciamo perdere. Ma tu dei tutti i campionati in cui te potevi andare in pelagà in quello danese? Lo so, mi piacciono le sfide. Beh, allora io direi di porti come obiettivo di far tornare Eriksen a casa. Scusa, campionato danese. Quante squadre ci Giusto. stanno poi nel campionato danese? No, 18? tu non hai capito che io il budget, adesso ogni squadra ha un budget, no? A inizio. Il mio era di 10.000 euro, perché non so ce faccio con 10.000 euro. Cioè, 10.000 euro, manco il prosciutto ci di. manco a fare mercato, infatti non l'ho fatto, sono andato avanti e basta. Che fai mercato 10.000 euro? Che cazzo fai? Cioè, Se 10.000 euro era il budget dei trasferimenti, non oso immaginare quello per gli stipendi. non arrivava manco a 1.000. Mamma mia. Come cazzo Ma infa- facevi? Nemmeno i giocatori in prestito potevi prendere. Infatti è una squadra che l'obiettivo era salvarsi nel campionato danese. Tu immaginate che cazzo di squadra è. Mamma mia. Intanto hanno detto prendi il Brondby. Ma ora adesso ho iniziato ieri, ho vinto la prima partita. Eh, vediamo mo se ci sono altri incarichi me ne vado perché non si può sostenere il campionato danese. Guarda. Te credo. Poi ti dicono fai crescere i giocatori allenandoli e poi li rivendi con le plusvalenze. Sì, ho capito ragazzi, ma voi capite che il mio portiere c'ha 59, cioè, io dico, lo posso pure far crescere, ma quanto ci metta? Cioè, dai, cioè. Per me se arriva a 65 è grasso che cola, eh. Apposta te dico, no, su. Però dicono che il Brondby è pieno di talenti. Allora andrò a pescare da là, dai. Grazie per le. Te ne prendi qualcuno lì, magari qualcuno de buono c'è. Sì, solo che c'è 10 minuti di budget, io ve lo scordate. Vabbè, che cazzo te frega, fai quel coso che ti aumenta il budget. Lo so, piano Lo piano. compri. Così almeno te fai una squadra perlomeno decente. Facciamo un campionato di OSM. Beh, figo. Beh, non sarebbe male. Io calcolo su OSM ho vinto la Premier League col Southampton. Figo è figo. Sì, sì. Avevo trovato pure una serie dei valori che se tu li mettevi era praticamente perdevi solo contro le grandi, tutto il resto le vincevi. Avevo scoperto tipo una specie di bug che mi permetteva di vincere quasi tutte. E però non mi ricordo mo i valori. Però non si potrebbe fare. Si potrebbe fare. Poi ci penso ragazzi e vi faccio sapere eventualmente. Ci sono altre domande? No, altre domande non ce ne sono, quindi io direi di chiuderla anche perché Se ne sono andiamo. quasi 2 ore di live, quindi ci sta, dai. Allora, io ringrazio Luca per essere stato ospite in Vi questa ringrazio live. per le domande. Magari si potrebbe anche rifare una live del genere, tanto sti giorni di tempo ce n'avremo. Ricomparirò molto, molto volentieri. Tanto sto a casa. Mi raccomando, restate a casa. Esatto. Non fate stronzate. Esatto, se non se E ne esce più. ringrazio anche Cristian e Simone che sono rimasti fino all'ultimo. Vi mando un bacione, ragazzi. Sempre Grazie, Forza ringrazio pure Italia. io. Te ovviamente dirai sempre Forza Lazio, perché Sempre Forza Lazio. ovviamente. E niente, raga, ci si becca alla prossima. Belli, raga. Ciao.
Mhm.